il medico di base a incrociare le braccia. Allora, Sinigaglia aveva lanciato un sì, punto... Allora, i ragionamenti di Sinigaglia sono ovviamente condivisibili da tutti, non c'è nessuno che vuole fare dispetti, non è che si vuole ritardare, non fare, c'è sempre un problema di budget, purtroppo, non c'è nessuna volontà politica, perché il percorso, il piano sociosanitario è stato votato di noi, non so se fosse votato anche Sinigaglia, non so sì o no, però è stato comunque forse non fosse neanche votato Sinigaglia, non avevi neanche votato il piano sociosanitario non l'ho votato in aula perché ho detto la gestione sarà un disastro, la gestione sarà un disastro. Come sta avvenendo? Il piano sociosanitario che viene più volte richiamato non è neanche stato votato, quindi comunque vabbè, non dica andava bene, comunque vabbè, ma sono obiettivi comunque condivisibili. È chiaro che ci troviamo ogni anno di fronte a una situazione sanitaria dove le spese aumentano perché invecchia la popolazione, la spesa sanitaria, sociale, ovviamente sono le due voci di spesa che aumentano di più di fronte a un invecchiamento della popolazione dove il 50% delle spese sociosanitarie sono iscrivibili a popolazioni che hanno più di 60 anni di età e questa continua ad aumentare, e abbiamo anche una diminuzione di risorse e quindi la coperta è stretta, inutile che si cerca di un po' a volta anche si ritardano anche delle attivazioni, non perché non si vogliono fare, perché c'è veramente un problema di risorse. Ecco, il Veneto in particolare, perché il Veneto è una regione che il motivo del referendum non è certo campata per aria, è una regione che soffre ancora di più nonostante le efficienze che sono state ammesse anche i qui presenti, perché noi siamo una benchmark, regione benchmark di riferimento per il resto del paese, ma nonostante questo possiamo fare ancora meglio, ma ci sia un vincolo di risorse. Certo. Se la regia ripropone l'ultimo SMS che è stato... ne hanno già preparato un altro. Crisarà, io la faccio intervenire perché è stato uno dei temi, tra l'altro, anche di cui si è discusso e si sta discutendo adesso. C'è anche chi propone che voi veniate, tra virgolette, assunti, no? Cioè veniate inglobati nel... Guardate, questo... come diceva l'SMS, c'è questa differenza di reddito tra il medico ospedaliero e il medico di base. Allora, fermo restando che non c'è nessuna, cioè la differenza non è quella che è stata messa sui giornali e sui media, perché la differenza è che il mio è un costo all'azienda, quello del collega dipendente è uno stipendio, e mi spiego. Per esercitare qualunque mestiere non basta solo la qualifica, servono anche gli strumenti, no? Per fare l'imbianchino ci vuole il pennello e la vernice, per fare l'ingegnere una volta si usava il tecnigrafo, adesso si usano i plotter. Quindi per fare il medico ci vogliono anche le attrezzature. La differenza fondamentale è che mentre le attrezzature e tutto ciò che va dietro, quindi dalla carta igienica dello studio al bisturi, sono a mio carico e sono dentro quei famosi 110.000 euro, per il collega ospedaliero, giustamente 110, 150, 140, perché la media è tra con 1300 e 1500 con 1500 pazienti, parlo del massimo, non è un problema. 120 io ripeto, sono sempre pronto a portare il mio CUD, non ho problemi su queste cose. Per il collega ospedaliero, giustamente, una cosa è lo stipendio, ma dentro non si porta mica risonanza da casa. Quindi certo non ha i costi, ma i costi, attenzione, che non sono mica cucuzze, perché io costo 110, 140 secondo 1000 euro, il collega ospedaliero costa, non costa circa 300.000 euro, quindi se io facessi il confronto tra costi e costi, eccolo qua esatto. L'SMS, no? Bisogna differenziare il compenso tra medici di base e medici ospedalieri, cioè come fa un chirurgo a essere stipendiato meno di un medico di base che molte volte fa anche attività privata o addirittura a rotonda facendo il dentista. Altri lavori. Tenete conto che io non faccio i conti in tasca agli altri e va bene, tenete conto che la libera professione è una possibilità anche dei colleghi ospedalieri, intrameni, extrameni, è un discorso abbastanza complicato.
Se poi fosse vero, io non ne sono convinto se andiamo ad analizzare tutte le voci dello stipendio, quindi paragoniamo stipendio con stipendio, tenete conto che la CGIA di Mestre, e lo prenderemo pubblico tra 2 settimane, e l'abbiamo in parte dato ai giornali in questi giorni, perché ha fatto indipendentemente, cioè la CGIA di Mestre non è la Pavesi, ha fatto un calcolo sul reddito, su quello che rimane al medico di stipendio, sono 4.120 euro al mese in media, che per carità di Dio cosa. Però io credo che se un ospedaliero, un primario ospedaliero che fa le notti, che fa le festività con quel livello di impegno, prende meno di questa cifra, guardi che il problema non sta mica nei medici di famiglia, sta nelle rappresentanze degli ospedalieri, perché un ospedaliero con i livelli di professionalità del dottor Avruscio che viene pagato meno di quella cifra, io se fossi il suo rappresentante di categoria qualche domanda sulla tutela me la farei. Posso precisare un attimo solo, Avruscio, perché deve rispondere a Crisalà. No, non è che deve... insomma, ma io ho fatto sulla questione... Io dico questo, allora, il discorso dei costi, un'opera della Fiat allora quanto costa se ci mettiamo tutta la catena di produzione? Allora ci sono i trapianti, i trapianti sono una spesa enorme per la comunità, viene, come dire, pagata non perché c'è un rientro, perché siamo sempre in perdita. Quanto costano i trapianti? Ma non è che con questo il medico che lavora per i trapianti allora deve avere tutto il costo, oppure l'universitario deve avere tutto il boh addossato, no? Perché sono spese della comunità, come i servizi pubblici, i treni, eccetera. È un servizio pubblico, quindi differenzierei: una cosa è il costo, una cosa è che uno va a lavorare in un posto o in un altro. Basta che mi sottraggono i miei costi da quello che mi danno. Noi abbiamo, purtroppo, usciamo tutti quanti dalla stessa università, però noi abbiamo perso anche quello che è la dignità del nostro ruolo, stiamo sempre più perdendola, perché purtroppo dopo l'università ci dividiamo in 1000 rivoli. Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, sumaisti, specialisti interni, pediatri di base, ospedalieri, dipendenti convenzionati con l'università, eccetera. E questo, come dire, però giriamo tutto quanto intorno alle esigenze di salute del paziente, e poi non c'è mai una valutazione rispetto alla responsabilità. Un neurochirurgo, un cardiochirurgo che dalla mattina alla sera, perché scommette la sua vita e quella dei pazienti, perché se sbaglia, insomma, domani siamo sul giornale. Quando sento che si paga per un divorzio 1.400.000 euro, che io non so come si spendono in un mese, in un anno, una vita, ci vogliono 40 anni per un neurochirurgo, no? per avere una cifra. Quando penso che oggi, ed è l'immagine per cui io ai miei figli dico non fate medicina, perché se fate ortopedia o qualcosa, insomma, c'è l'avvocato dietro che se qualcosa va storto, insomma. Ma oggi i modelli della società quali sono? Sono, non so, ditemi voi, il Grande Fratello, chi sono? Sono questi, no? E allora il messaggio qual è? Che se un calciatore che guadagna milioni e milioni di euro, e nessuno, tutti vanno a vedere le partite, per carità, anzi i tifosi vogliono che si spenda anche di più, e questi vanno in un ristorante, non pagano, cioè gli viene pagata la cena, ma se un neurochirurgo che salva la vita della gente va in un ristorante, voglio vedere se non paga. Allora c'è anche un modello di società che purtroppo abbiamo costruito, per cui si discute se un medico prende 10 centesimi in più oppure 1.000 euro in più rispetto. Io rifiuto questo concetto, e questo è chiaro. I medici ospedalieri, noi quando scioperiamo non se ne accorge nessuno perché siamo precettati. Però il grido d'allarme che io voglio lanciare a questa regione, e non è un discorso di soldi e di stipendi, perché a me non mi cambia lo stipendio, ma noi ci stiamo meridionalizzando, noi stiamo perdendo di qualità. Arriveremo che il padovano andrà a curarsi in Austria, in Germania col tesserino sanitario, perché noi
L'università si lamentava non ci sono più specialisti oppure sono di meno, ma io dico un'altra cosa, ma quando ci sono questi specialisti, se non entrano nel sistema sanitario nazionale, perché siamo oltre cinquantenni ormai, nei nostri reparti ospedalieri abbiamo saltato una generazione, se noi andiamo in pensione a chi diamo la nostra esperienza, la nostra capacità? E allora non si cala in qualità, e allora il cittadino veneto poi dove andrà? Questo è un grande e non c'entrano i soldi e gli stipendi. Certo, tra l'altro il video che si vedeva prima è un video vostro della Federazione Italiana dei Medici in Medicina Generale che appunto segnala il futuro calo dei medici che c'è già annunciato il Consiglio regionale, ma noi tra poco ci porteremo ad importare dal Bangladesh i dottori per l'Italia e i nostri giovani andranno laureati, andranno all'estero per lavorare. Questo è il paradosso, ma questo è un problema di università, è un problema di sistema, è una questione di programmazione che non sta. Professore, non funziona così. Professor Caso, allora qualcuno sarà responsabile, come mai? Infatti, perché per quanto riguarda la medicina generale, e poi mi taccio, la divisione dei posti, dei 1460 posti nazionali, dipende dall'intervento delle regioni, da quanto le regioni chiedono a Roma. Io parlo degli altri posti ospedalieri che non dipendono. Vabbè, i posti ospedalieri, quella robetta là riguarda la medicina generale, certo. Che significa che tra 5 anni, 6 anni, 1400 veneti non avranno il problema perché non ci saranno 1.400.000 veneti non avranno medico di famiglia. Però tenga conto che nelle politiche, questo ho letto la reazione, ma qua dice generale, nelle politiche perché qua bisogna sempre andare a studiare. Ma dico sempre, ma io non sono competente, parlo con quello che dice un dirigente. E allora le dico soltanto che dica il direttore generale, va a studiare al suo posto, dica che studi a Mantovano. Ma sa benissimo quello che dice. Allora quello che la realtà dei fatti è che il Veneto con 5 milioni di abitanti ha 50 posti di medicina generale, del corso di medicina generale all'anno, il Piemonte con la metà della popolazione ne ha 150 e l'anno scorso c'è stato un tentativo malsano da parte della regione di ridurre a 25, tenendo conto che sono finanziamenti che vengono da Roma e che una volta che tu li rinunci non riesci a riaverli, quindi anziché andarne a chiederne di più rispetto a regioni che non gli servono, noi cerchiamo anche di ridurle. Non è il risparmio, perché questi sono soldi che vengono da Roma. Certo. Professor Casen, allora la questione che ha sollevato l'allarme che lancia Avruscio, questo rischio che la sanità veneta si meridionalizzi. Perché poi bisogna considerare anche questo, è inutile andiamo a fare i conti in tasca ai medici. Un buon stipendio crea anche buona dignità, questo vale per il medico ma vale anche per gli insegnanti delle scuole. Se io maltratto l'insegnante delle scuole non si affeziona, non ha orgoglio e viene umiliato e allora il rendimento è sempre molto basso e questo va a discapito dell'efficacia, dell'efficienza dell'insegnamento piuttosto che della medicina eccetera. Allora bisogna che noi stimoliamo chi vale di più e lo premiamo quelli che valgono di più. Dopodiché, ripeto, ci sono dei costi, e torno alle medicine, che in Germania costano meno che in Italia. Evidentemente la stessa casa farmaceutica in America le vende a un prezzo più basso che in Italia. Visto che questa è comunità europea, facciamo un giro per le varie farmacie, facciamo un giro per i vari ospedali cosa pagano, perché sennò alla fine ci troviamo qui, che il Veneto è virtuoso, ma potrebbe esserlo di più se a Roma proteggessero meglio quelli che sono gli acquisti delle medicine, e questo è il punto fondamentale. Dopodiché è comunità europea, ma lo è in tutto, anche in questo, e mettiamo dritte le case farmaceutiche, che non ho mai visto fallire una casa farmaceutica, anche se fanno delle puttanate mega galattiche, e ne abbiamo la storia, no? Che hanno sbagliato farmaci creando dei disagi, comunque hanno affrontato i loro costi, hanno affrontato i loro errori e non sono fallite. Vuol dire che la medicina che all'origine costa 1 viene venduta a 1000,
Allora questo, se noi vediamo l'incidenza delle medicine su quello che è il costo sanitario, potremo rivedere tanti costi e dovremo premiare le persone che lavorano e non le fabbriche di medicine che invece vivono sulla miseria della gente. Posso sostenere la Prego, tesi? grazie. Parlando di generici, sì. No? Perché si dice tanto sui generici. In Germania, prima cosa, ammesse al mercato sono, credo, meno di 5 aziende farmaceutiche di generici. Provi a guardare in Italia quante ne sono. Mediamente sono tra i 57 e i 58. Ecco. Allora, per cui, voglio dire... Ma attenzione, non c'è solo la mafia siciliana, perché ammazzare la gente ci si mette anche con le medicine, se le medicine costano tanto uno se ne priva oppure va a finire sulla schiena della gente. Ma infatti, dove sta esplodendo la spesa per i farmaci? Quelli che noi stiamo vedendo è che la gente non si cura più, certo. Non fa più analisi, certo. Non fa più. Se noi ci mettiamo qua, noi 5, decidiamo di fare una casa farmaceutica e ci prendiamo un buon produttore di farmaci in India, come lo possiamo fare? Certo. Ecco, quindi voglio dire, adesso ho un po' banalizzato, però ha perfettamente ragione quando si dice dobbiamo mettere dei controlli più seri su queste robe. Certo. Allora, attenzione, gli stessi farmaci che si vedono in Europa, se vai in Africa, costano 100 volte meno, non 10, 100 volte meno, e le case farmaceutiche non falliscono. Certo. E non è che le manteniamo noi. Allora, porca miseria, bisogna che alla fine le cose non si lasciano andare così e si litigano tra medici se tu sei ospedaliero piuttosto che. Il medico va pagato per quello che vale e deve fare la sua carriera e non deve avere problemi finanziari di questo tipo, perché dà una prestazione che è eccellente e più io lo pago e più eccellente è. Poi se sbaglia deve pagare lui, questo è un altro paio di maniche, non è che lo premio ad uffa. Quello che è importante sono dei costi che non sono realistici. Un grammo di vitamina C corrisponde a un quintale all'origine. Cioè, quanto ci guadagna sta roba? No, concordo con quello che è stato detto, volevo solo sottolineare un altro aspetto, che la spesa farmaceutica sta aumentando in maniera molto significativa per quello che riguarda il farmaco per le malattie oncologiche, oppure per alcune altre tipologie, per esempio per l'epatite C, la possibilità di curare, adesso perché vuol dire che debelli la malattia, il farmaco, il ciclo di farmaci costa moltissimo. Questo è uno degli aspetti fondamentali. Da una parte abbiamo la spesa nel territorio che sta aumentando e l'altra spesa che sta aumentando in maniera molto significativa non è tanto quella farmaceutica territoriale, che si sta cercando di comprimere con le scelte anche che abbiamo detto prima, quella della collaborazione tra chi prescrive, l'appropriatezza della prescrizione eccetera, ma è appunto la spesa per i farmaci di tipo oncologico, per questi farmaci innovativi che stanno facendo esplodere il sistema, perché sono anche farmaci che durano nel tempo. La radioterapia è un farmaco che dura alcuni minuti, quindi devi produrlo e dopo devi usarlo in maniera adeguata, quindi questo è una delle sfide che ha il sistema sanitario. Per quello bisogna spostare il percorso virtuoso nella prevenzione, nel medico generale che fa il medico di iniziativa, per cui fa tutti quegli interventi di presa in carico nel territorio perché non esploda la spesa delle acute. Questo costringe tutti quanti a correggere tutti i nostri comportamenti, a verificarli, a metterci in gioco. Guarda per esempio il piano nazionale esiti. Cos'è il piano nazionale esiti? Che è pubblicato su internet, c'è tutta una classifica di tutti gli interventi, per esempio tutte le complicanze degli interventi, per cui si vede i centri che hanno avuto meno complicanze, perché se noi ci abituiamo anche a verificare tutti i nostri comportamenti, allora è vero, non ci sono soldi, ci sono tutte queste spese, allora cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo cercare di aggiustare tutto perché sia più appropriato. Allora, mi faccio un esempio, mettiamo che io faccio
1000 ecocolor Doppler in un giorno, riesco a farne 1000, uno dice caspita che bravo, 1000 ecocolor Doppler, ma se di questi 1000 ecocolor Doppler 990 sono stati inutili, io che cosa ho fatto? Ho speso inutilmente, ho fatto occupare posto a gente che magari ne aveva bisogno. La spesa. Quindi l'efficienza è un discorso, ma l'efficacia è quello che dobbiamo misurare, la qualità. È facile misurare i numeri, ne fai 50.000 sei bravo. No, io voglio vedere quante persone ho salvato, ho guarito, ho curato bene senza complicanze. È lì che bisogna misurare, è lì che dobbiamo confrontarci. I dati sono pubblicati sul piano nazionale esiti, ma ripeto, è uno sforzo che dobbiamo fare tutti quanti, non si scappa da lì, perché effettivamente soldi non ce ne sono. Ripeto, il discorso che diceva il professore è fondamentale, perché ci sono alle spalle le multinazionali e sono gli unici che fanno ricerche, perché dov'è la ricerca che fa lo Stato indipendente su questo? Ne abbiamo di ricerca che fa lo Stato? No, sono tutte le multinazionali. Questa è un'altra certo, verità. Il monopolio della scienza della conoscenza. Sì, però appunto per queste considerazioni occorre fare una riflessione, come ha detto giustamente il dottore, a 360 gradi, anche con responsabilità. Sì, i problemi ci sono problemi di risorse, non manca la volontà di risolverli, però ci sono dei vincoli, che è stato il primo vincolo, quello del bilancio delle risorse, e non sempre, e quindi bisogna fare in modo che intanto le risorse vengano usate ognuno nel proprio ruolo nel migliore dei modi. Ci sono dei medici, medicina generale, per primo il mio, che sarebbe da encomiare, perché li chiami con quelle ore della notte e loro vengono, sono pronti, lavorano, disponibili 24/24, non serve andare al pronto soccorso, sono sempre col cellulare acceso e bisogna farne darne atto. Ecco, ci sono anche lì situazioni poi variegate, c'è chi, anche lì il merito è sempre una qualcosa più che per impegno personale, che non per qualcosa che viene riconosciuto poi dal sistema, perché ci sono bravissimi dottori e ce ne sono degli altri magari un po' meno, come tutte le cose. Ecco, io credo che prima di confrontarsi, mettersi attorno a un tavolo, l'accordo si può raggiungere, però bisogna avere la consapevolezza che non c'è il nemico dall'altra parte, c'è chi deve gestire le risorse, che sono poche e ne servirebbero molto di più, ma bisogna con quelle poche lì riuscire a dare delle risposte, quindi avere questa consapevolezza. Quindi lo sciopero, per dire sì, se c'è uno sciopero perché c'è la chiusura totale, può anche essere giustificato, ma se lo sciopero è dovuto perché d'altra parte si cerca di dire guardate, non vogliamo aumentare le spese, dobbiamo stare entro questi parametri, non possiamo andare oltre questo, ma fate anche voi lo sforzo, perché è pur vero ci sono medici dedicati 24 ore su 24, ma ci sono anche dei medici, medicina generale, visto che parliamo di questo, che fanno anche un secondo, un terzo, anche un quarto lavoro, ne conosco personalmente di questi, quindi quindi quello stipendio che stavo detto prima, paragonato con quelli che lavorano a tempo pieno nel sistema, ne hanno altri 3-4 stipendi accanto, quindi la discussione andrebbe allargata un po' a 360 gradi. È una discussione che dovrebbe andare avanti. No, solo una cosa, a proposito anche dei medici negli ospedali, no, soltanto una cosa costruire anche il nuovo ospedale di Paolo. Credo che sia proprio una polveriera quella che sta. Io sono calmo, per cui però registro questo. Io non vorrei che poi alla fine noi, è vero, ci sforziamo di fare al meglio con le risorse poche che abbiamo, però vedete c'è quella favola che si racconta, no? del padrone dell'asino che insomma abitua e cerca di abituare il proprio asino a non mangiare. Però caspita, proprio quando l'aveva abituato bene a non mangiare, l'asino è morto. Ecco, non vorrei che si arrivasse a questo. Solo una velocissima, brevissimo, proprio brevissimo. Anche qua il Consiglio della Camera non è informato, perché noi fino al 19 di maggio abbiamo colloquiato in modo anche come al solito costruttivo, dopodiché dal 19 di maggio la Regione ha rifiutato qualunque incontro, persino quello convocato dal prefetto a Venezia. La prima volta che noi abbiamo incontrato la Regione è stato dopo 2 mesi di sciopero informatico, cioè di sciopero in cui non se ne è accorto nessun cittadino. Per cui voglio dire, prima di dire vere cose bisogna
rifletterci. Adesso vediamo, chissà che la trattativa... Sono informato perché ne faccio parte. Adesso dobbiamo salutarci, dobbiamo salutare i telespettatori. Sono diverse dalle sue, siccome non sono persone provvedute, avranno delle ragioni. Adesso finite il... Grazie a Claudio Sinigaglia. Ho visto un messaggino che parlava di nuovo ospedale, ma perché costruirlo visto che ci sono già gli ospedali di comunità, la Mandria, eccetera. Adesso vedremo. L'ospedale è per le altre specializzazioni. Certo, non è quello. Chirurgia c'è un'altra cosa. È un'altra cosa. Bisogna certo. necessariamente faremo una puntata a parte su questo. Avremo tempo. Adesso aspettiamo il 27 di novembre quando ci sarà la decisione. Grazie a Domenico. Prossima settimana parliamo. Domenico Crisarà, grazie a Stefano Valdegamberi, grazie al dottor Abruscio, grazie di essere stato con noi, grazie Ermanno, grazie a Claudio e a Marco in regia, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Buonanotte sicuramente, ci vediamo la settimana prossima alle 21 TV7 Match.